voglio presentarvi la settima linea programmatica che dice così: in una congregazione missionaria è arrivata l'ora di una grande generosità. Mi trovo qui, nella Casa Don Bosco, a Valdocco, nella sala della missionarietà, della dimensione missionaria della nostra congregazione e famiglia. Qui trovo e vedo il mappamondo che Don Bosco stesso ha guardato tante volte, che stava nella sua camera. Con questo mappamondo ha sognato, ha pensato i viaggi missionari. Lì trovo e vedrete il libro che ha i nomi di tantissimi, sicuramente non tutti, ma tantissimi missionari, da quelli primi della fotografia con Calliero come capitano, fino agli ultimi missionari. Vuol dire, siamo una congregazione nata nel cuore di Don Bosco con una forte dimensione missionaria e oggi il nostro mondo ci chiede una risposta generosa come salesiani di Don Bosco. Dappertutto ci arrivano oggi le chiamate per andare a un posto o a un altro. Dappertutto troviamo delle urgenze per l'educazione e la evangelizzazione. Dappertutto oggi troviamo ragazzi, ragazze e adolescenti giovani veramente colpiti dalla povertà, e questa sua povertà colpisce tanto il nostro cuore salesiano. Vi ricordo che i momenti che non sono stati facili, la congregazione è stata sempre molto generosa. Il mio predecessore, Don Egidio Viganò, in anni di difficoltà e anche vocazionale, ha sognato con questa capacità che ci ha lasciato il nostro fondatore Don Bosco di sognare di un modo grande, ha sognato il progetto Africa, che oggi è una bellissima realtà nella congregazione. Allo stesso modo, il mio predecessore, Don Pascual Chavez, ante la difficoltà d'Europa e una laicità che colpisce fortemente il cuore anche per aprirsi alla fede, ha lanciato con grande forza il progetto Europa, oggi in atto. Vuol dire, e questa è una mia profonda convinzione, cari confratelli, che nei momenti di difficoltà noi, salesiani di Don Bosco, non possiamo chiuderci, non possiamo permetterci di preoccuparci soltanto di sopravvivere. Non è quello che abbiamo ricevuto di Don Bosco e neanche quello che ci ispira lo Spirito Santo. Perciò io vi chiamo veramente a una grande generosità, che nelle linee programmatiche ho detto così: chiedo e invito a tutte le ispettorie del mondo a dare una risposta generosa sia nel proprio territorio sia in posti lontani. E anche aggiungo, vi faccio veramente un appello missionario di grande disponibilità di quelli confratelli che sentono una chiamata profonda di Dio all'interno della chiamata vocazionale come salesiani di Don Bosco. E anche annuncio già questa chiamata di generosità a tanti confratelli che sicuramente in un momento o un altro saranno chiamati per servizi internazionali, chiamati per nuove fondazioni, chiamati per andare altrove, perché oggi il mondo ha bisogno della nostra generosità in questa congregazione così amata del nostro Padre, che è nata molto missionaria e che oggi è senza dubbio molto capace di una grande generosità. Grazie per questo.